Allora, abbiamo i due nostri interlocutori giovani, studenti, a cui chiedo adesso la parola. Allora, chi di voi due vuole incominciare? Facciamo Irene? Va bene? Perfetto. Che cosa, un'esperienza toccante, che cosa ne è venuto da questo, anche da questo dialogo che avete potuto avere? È stato un dialogo fondamentale, in un momento del genere ancora di più forse. Ricordare per noi giovani è fondamentale, ricordare e ascoltare le testimonianze e farlo in un momento del genere, seppur in via telematica, quindi non avendo la possibilità di vedersi, di ascoltare le storie dal vivo, è stato toccante e forse ancora di più, perché c'era esattamente la volontà di farlo. Io ringrazio l'organizzatore, ringrazio gli ospiti che ci hanno donato la loro di storia, la loro esperienza. È stato un giorno dove è stato fondamentale per noi capire quanto è importante la ricerca della memoria, gli istituti, quanto sono importanti e soprattutto quanto è fondamentale che i giovani ricordino e Ecco, quanto dobbiamo essere noi promotori di questo. ti interrompo un attimo, scusami. I giovani ricordino, qui però voi giovani, come anche non giovani, perché ormai stiamo parlando vedete, di tantissimi anni fa, decenni, non possono aver vissuto, non possono aver ricordi, però vivono su un raccontato di fatto. Quindi non è tanto il ricordo, è la consapevolezza di fatti molto molto gravi che sono accaduti. Come vengono da voi giovani recepiti, accolti? E questo come va a spiegare al contrario? Non essendoci memoria e ricordo, esperienza fatta e quindi di prese di posizione acquisite, come altri giovani possono invece schierarsi dalla parte opposta e avere delle reazioni come c'è stato intrusioni sul web durante questi momenti importanti proprio nell'ambito delle scuole e così via, secondo te? Guardi, allora, quello che hai detto è vero, nel senso noi non abbiamo avuto non abbiamo vissuto queste esperienze in prima persona per motivi anagrafici, banalmente. Però io ho parlato di ricordo perché c'è chi oggi non può più raccontare la sua esperienza, non può più raccontare il suo ricordo, quindi spetta a noi ascoltare i racconti che ci vengono dati anche in queste occasioni e trasmetterli e farli nostri. Perché è vero che le esperienze forse sono personali. Sicuramente io, Irene, 25 anni, non potrò portare l'esperienza che mi è stata raccontata come fosse vissuta in prima persona, però posso ricordarla a chi quell'esperienza non l'ha ascoltata e sicuramente questo è fondamentale per combattere quello che stiamo vivendo come giovani, ma la mancanza, il negazionismo di quello che c'è stato non è una prerogativa solo dei giovani, è questo quello che preoccupa di Certo. più. E proprio per questo noi abbiamo la responsabilità di ascoltare e di ricordare, anche perché appunto non può più farlo. Ti è mai capitato di incontrare dei tuoi coetanei o studenti che siano dalla parte del negazionismo, cioè che non accettino certe, che siano sì, negazionisti di fatto di questo, o no? Mi viene da dire fortunatamente no, non mi è mai capitato, però ascolto, Che messaggio potresti apprendo. dare? Esatto, che messaggio potresti dare? C'è la necessità di ascoltare, di fare proprie appunto le memorie di chi, di chi c'è stato, di chi le ha vissute e di far sì che quelle memorie passino dal livello personale della persona che le ha vissute a livello collettivo. È questa la cosa fondamentale. Trasmettere non tanto il messaggio che quelle esperienze sono successe forse a quella singola persona, ma che quelle esperienze coinvolgono tutti. Ed è questo forse il messaggio che dobbiamo passare anche alle persone che negano questi fatti e alle persone che forse non hanno voglia di ascoltare. Dobbiamo ascoltare anche per loro.
Chiarissimo, ti ridò dopo la parola, adesso voglio sentire invece Tommaso relativamente, leggiamo un messaggio prima all'esperienza. Purtroppo essendo la storia vecchia quanto l'esistenza dell'uomo ci ha insegnato che nel bene e nel male si ripete, in modi e forme diverse ma si ripete, non penso che sia diverso in questo caso. Vabbè, i cicli ricicli noi della storia. Tommaso, chiedevo l'intervento per quanto riguarda questa esperienza che avete fatto, qual è stata la narrazione che più ti ha colpito? Ma in realtà mi hanno colpito tutte in un certo modo, nel senso che contribuiscono tutte nel loro spaccato e nella loro particolarità a ricostruire quello che è stato un momento buio e, come si diceva prima, lontano in questo momento, perché ormai sono passati quasi 100 anni in realtà, e dobbiamo iniziare a fare i conti con questa cosa. E non è sempre semplice, appunto, come si diceva, riuscire a figurarsi esattamente cosa sia stato quella cosa. Io credo che non ce ne sia una in particolare che colpisce di più. Anzi, credo che tutti contribuiscano molto a rendere il peso e l'importanza che ha in questo momento la memoria. Nell'interazione che c'è stata durante questo evento che è stato organizzato, c'è stata una frase, un racconto, un qualcosa che ti è rimasto impresso, che vuoi raccontare? Ma io ho avuto il piacere di intervistare il generale Lenzi, appunto, dell'Associazione Nazionale Ex Internati, e devo dire che quella forse è una storia che rispetto alle altre si conosce meno, di cui si parla meno, Cioè? perché se è la storia degli internati, quindi dei militari, appunto, che a un certo punto cambiarono fronte, e perché si conosce molto bene quella della Shoah, chiaramente, che, come diceva Fulvio, è stata una delle grandissime tragedie della storia dell'umanità, appunto. Si ricordano, ogni tanto ci si ricorda anche di parlare dei prigionieri politici, per esempio, dei malati mentali, degli omosessuali, degli associati, delle lesbiche, appunto, che sono tutte le categorie che venivano discriminate. Più raramente ci si concentra magari su una storia come quella del padre del generale. Certo. Che cos'era successo al padre del generale? Ma il padre del generale era appunto un internato, quindi non un prigioniero politico, non un comunista, appunto, o un omosessuale. Era un militare che all'alba, sostanzialmente, del governo Badoglio, del cambio di regime, aveva deciso di non passare dall'altra parte, sostanzialmente di restare fedele alle sue idee, sostanzialmente di non accettare quello che era di non accettare quelle che erano le estreme conseguenze di quello che andava succedendo in quel momento. Quindi è una storia sicuramente interessante per le sfaccettature che può dare maggiormente a una storia già di per sé molto complessa. Grazie. Fulvio, state sempre con noi. Fulvio Del Zio, ci sono state, intanto volevo mettere in onda 2 messaggi che sono arrivati e riflettere appunto su un contenuto che può essere anche molto interessante da analizzare. Vediamo se dalla regia mi mettono in onda i messaggi. Allora, vediamo di leggerli. Parliamo dell'Olocausto, che è giusto, ma spesso non ricordiamo tragedie ben più recenti e spesso attuali, come per esempio quella dei curdi. Allora, e qui mi riallaccio a quello che diceva Tommaso. È un momento, si percepiva chiaramente, è un momento lontano, cioè quasi 100 anni sostanzialmente, veramente lontano, di cui tantissime generazioni ormai non l'hanno neanche studiato, non sono andati nemmeno a studiarlo a scuola, diciamo onestamente, perché non si arrivava. Sì, se ne parla, memoria eccetera, però colpiscono magari i giovani anche altri fatti, altre tragedie molto più recenti, e tutto sommato nella globalizzazione più vicine, il fatto di ricordare la tragedia dei curdi, ma quante altre
quante altre tragedie e stermini vengono compiuti anche in Africa, per dirla, o in tante altre regioni del nostro paese, e sono vicine nel tempo e che non hanno un eco o non ci trovano così orripilati come quando parliamo della Shoah. E quindi può essere l'occasione, ho colto anche dalle parole di Tommaso, mi viene da interpretare, perché sono generazioni giovanissime, perché dico non è lontano nel tempo, perché ce ne sono anche altri, lui stesso ha detto ci sono anche altri fatti, cioè ci sono anche altre categorie che erano state coinvolte, vediamo appunto chi si era sottratto, il padre di questo generale, vuoi, come diceva lei, gli omosessuali o le lesbiche o le persone disabili, eccetera. Quindi è proprio il fatto di creare violenza nei confronti di gruppi, a prescindere dal momento storico, e ricordare questo come qualcosa di aberrante, cioè forse questo è anche l'importanza della memoria, e quindi non far più distinzione verso chi è stato rivolto, ma proprio in sé per sé atti aberranti. Per me chi nega l'Olocausto lo fa solo perché è d'accordo con quegli ideali malsani, vorrebbe dentro di sé riabilitarli, purtroppo. Quindi è questa la cosa terrificante, no? Beh, premesso che insomma, è sempre, non è il caso di fare classifiche, no? No, però, ma si parla di atti, perché c'è stata indubbiamente c'è stata la tragedia di Curdi, quello che è successo in Ruanda, ma anche stando qui vicino a noi 30 anni fa nemmeno, la guerra dei Balcani, insomma, o altre situazioni che stiamo anche vivendo nei nostri giorni, insomma. E quindi tragedie sono tragedie, il rispetto della persona, della dignità umana non deve mai venir meno, la pace, noi la diamo per scontata, la slide, la memoria, noi la diamo per scontata, ma insomma l'Europa che è stata, come dire, il luogo dove si è consumata una tragedia di proporzioni inaudite. Ecco, forse la differenza, ma non per fare classifiche, sta nel fatto che nel 40-45, anzi dal 39, perché Hitler invade la Polonia nel 39, era un intero continente che era coinvolto, insomma, è stata una guerra mondiale che ha prodotto anche la tragedia della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, insomma le tragedie sono... quindi ecco, forse sul piano storico e anche dal punto di vista del perché si sono realizzate le condizioni per arrivare a quelle tragedie, vale la pena, è giusto ricordarle sempre. Il nazismo e il fascismo sono stati coloro, ideologie politiche folli perché bisogna dire così, che hanno creato le condizioni, sono stati gli artefici di quelle tragedie. Ecco, forse è questo l'elemento, cioè che c'era tutto c'era il mondo che era investito dalla tragedia della seconda guerra mondiale. Ecco, ripeto, non sono uno storico, non voglio fare classifiche, ma penso sia questo, insomma, perché quelle tragedie erano, come dire, scientemente preparate, pianificate, e gli artefici di questi sono stati il fascismo, che è nato in Italia e che poi abbiamo esportato in Germania, in altri paesi, in Spagna, per non dire da altre parti. Ecco, forse per questo credo stia un po', come dire, la differenza, e perché è giusto ricordare il giorno della memoria, ma ricordarlo sempre, deve essere un'attività costante, continua. Ecco, volevo mettere la slide, se potevo mettere la memoria è l'antidoto contro ogni forma di negazionismo e contro qualsiasi rigurgito fascista e nazista. C'è proprio una slide ad hoc, chiedo dalla regia se la possono mettere in onda. Sì, i dati dell'Eurisp ci dicono che oltre il 30% tra chi lo nega e chi invece dice che è sovradimensionato, se ne parla, non tutto quello che raccontano è vero, insomma, ci dicono che è un dato che ci deve far preoccupare, insomma, e quindi è giusto ricordarlo il giorno della memoria, il 27, ma è giusto ricordarlo sempre, fare un'operazione costante
importante di ricordo, parlare nelle scuole, e soprattutto deve essere anche un impegno quotidiano. Chiaro, di stermini nella storia ce ne sono stati a bizzeffe, ma a differenza delle altre che avevano sempre uno scopo di potere e denaro nascosto, questa aveva lo scopo dichiarato di uno sterminio di una popolazione e di certe categorie. Sì, è quello che avevo detto anch'io prima. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo ancora insieme anche con i due studenti, continuiamo questo è anche di un'iniziativa popolare che state sostenendo anche voi dello SPCGL, tra poco.